Allora, vi chiederei di, a tutti quelli che adesso si sono collegati, di chiudere il microfono per evitare sovrapposizione di suoni, quindi a Maria Grazia Bianchi, perfetto. E ecco, una precisazione tecnica, come ha appena adesso ricordato il nostro addetto stampa Tiziano Piazza, il link per il collegamento è sempre quello per tutte le 14 lezioni, quindi noi siamo alla terza per le prossime lezioni. E il motivo per cui è stata richiesta l'iscrizione obbligatoria è perché rimane la coordinata dell'indirizzo di posta elettronica della mail, anche perché avete visto, vi viene comunicato di volta in volta lo strumento didattico, quindi il testo della poesia, ok? Quindi avete la possibilità poi di scaricarlo e di lavorare su quello. Quindi un brevissimo accenno su questa esperienza, che è stata un'iniziativa condivisa dall'Ente Bergamaschi nel mondo, che da oltre mezzo secolo, da più di 50 anni, supporta la comunità bergamasca nel mondo, e dal Ducato di Piazza Pontida. Allora, l'Ente Bergamaschi nel mondo ha una rete di circa 60 tra circoli e delegazioni sparsi nei 5 continenti. Ovviamente in questi 50 anni le esigenze non sono più le stesse, e questa iniziativa è proprio rivolta in questa direzione, cioè puntare sul dialetto, che è un indicatore principale, privilegiato di appartenenza alle proprie origini, per intercettare maggiormente i bergamaschi che sono nel mondo. È un corso gratuito, aperto a tutti. L'obbligo, come ho detto, è stato quello dell'iscrizione, anche per ricevere il materiale didattico. La collaborazione è stata tra Ente Bergamaschi nel mondo e il Ducato di Piazza Pontida. Come Ente Bergamaschi nel mondo ha preso la parola prima Tiziano Piazza, che è il nostro addetto stampa. Io sono coordinatore dei circoli e delle delegazioni, e porto i saluti del presidente dell'Ente Bergamaschi, Carlo Personeni. Il Ducato di Piazza Pontidi, con cui collaboriamo, è un sodalizio che ormai ha 100 anni, che si occupa di promozione culturale, di tradizioni, di folklore bergamasco. Ha una propria redazione, perché pubblica un quindicinale, il Giupì, in dialetto e in italiano, di alto profilo, soprattutto sull'attualità e anche con una giusta satira attualità bergamasca. E l'insegnante del corso, che adesso presento, fa parte proprio del Ducato di Piazza Pontida, la docente Giusy Bonacina. 2 parole anche per lei prima di passare al vivo della lezione. Allora, Giusy Bonacina, che è docente di lettere, è pubblicista, ha scritto libri, è giornalista, scrittrice, ed è membro della redazione del GP, appunto di questo quindicinale, ma ha fondato anche il semestrale Il Gosa, il GP de Sanga, ha collaborato con riviste anche importanti, e ha una grandissima passione per il dialetto. Quindi abbiamo iniziato con lei questo percorso. Ricordo che si tratta complessivamente di 14 lezioni, saranno tutti i lunedì dalle 18:30 alle 19:30 ora italiana. Ci sarà la possibilità di rivedere la registrazione della lezione, e sarà spalmato in tutti i mesi, escluso aprile per la pausa di Pasqua, fino al 30 maggio. Quindi vi ringrazio, e quindi cedo la parola per questa lezione alla nostra classe virtuale. Così a titolo di cronaca siamo circa 60 più o meno iscritti, e quindi buon lavoro a Giusy Bonacina. Grazie. Grazie, grazie molte. Allora, oggi c'è stata la riunione di redazione. Il nostro signor Rota ricordava giustamente che il Ducato di Piazza Pontida edita il quindicinale Giopì, che io vi faccio vedere se riuscite a vederlo. Eccolo qua. Oggi il nostro direttore mi chiede una cosa che a me è sembrata molto bella.
voi dalle terre lontanissime nelle quali siete, avete voglia, qualcuno di voi naturalmente, di scrivere la vostra storia. Perché siete legati a Bergamo? Perché siete capitati, chi a Mosca, chi a Quebec, chi a Bruxelles, chi a Londra? Se avete voglia di farlo, il Geopi è felice di pubblicare. Ho finito. E invece partiamo con il nostro, col nostro solito incontro. Allora, è il nostro terzo incontro e stasera è il 31 di gennaio, quindi il secondo giorno della merla. Tutti sapete cosa sono i giorni della merla, immagino, no? Sono i giorni più freddi dell'anno, ma forse non tutti conoscete la leggenda tutta bergamasca che accompagna questi 3 giorni, che sono 30, 31 gennaio e 1 febbraio. Allora, ve la racconto io. Nella notte dei tempi si racconta che tutti i merli fossero bianchi, candidi come la neve. Approfittando di un gennaio abbastanza mite come questo che sta passando, una merla decide di insegnare, visto che ci sono delle belle giornate di sole, decide di insegnare a volare al suo merlottino. E mentre lo fa canzona il mese di gennaio che è il mese più freddo dell'anno, e gli dice zener zenerot, grante grosse bocalot, o scudit olme merlot. Cioè, mese di gennaio, grande, grosso e sempliciotto, bocalot, bocalù, cioè proprio quello che cade a tutti, in tutti gli scherzi che gli si fanno, è quello che ci casca. Tu credevi di spaventarmi col tuo freddo, in realtà ho scudit, riscuotere, cioè ho portato a casa il mio merlotto, non è morto di freddo. Gennaio si offende di quello che dice la merla e così le risponde: du ghio, l'impresterò, bianca te seret, nigra te farò. Allora, 2 giorni li ho, che sono il 30 e il 31. Uno me lo faccio prestare da febbraio, tu eri bianca, io ti faccio diventare nera. E manda un freddo così intenso, ma così intenso, che la merla col merlotto sono costretti a riparare per non morire congelati in un fumaiolo. Quando usciranno il 2 di febbraio ai primissimi tepori di febbraio, si rendono conto che sono coperti di fuliggine e sono diventati neri. Da allora i merli sono neri. Ecco qua la nostra storiella, che è abbastanza sciocca, non vale assolutamente niente, è una cosa che si racconta ai bambini, ma mi ha fatto piacere raccontarvela perché zener, zenerot, grante, gros e bocalot sono appellativi che la merla dà a gennaio, appellativi che si possono considerare soprannomi. Grande, grosse, bocalot, sei uno sciocco, uno scioccone, no? Gennaiotto, ecco, è una specie di, sono soprannomi. Oggi parliamo proprio di soprannomi, di pronomi e di nomi. Voi avete ricevuto la poesia, la Quistiu del Nom, senza la traduzione perché la dobbiamo tradurre noi, siamo in grado di farlo direi, ma partiamo con i soprannomi. Bergamo è terra di soprannomi e i soprannomi da noi si sprecano, i suernom. Addirittura in certi paesi hanno affiancato e continuano oramai non più così tanto, però insomma fino a qualche decennio fa affiancavano oppure sostituivano completamente il cognome sia negli archivi parrocchiali sia nelle anagrafi del comune, perché la gente era più conosciuta con il soprannome che con il suo cognome. Di solito questi soprannomi hanno a che fare con le caratteristiche fisiche delle persone alle quali si riferiscono, no? Voglio dire, uno detto Olgras perché è sovrappeso, uno detto Olmager perché è magro, uno detto Olbarbù perché ha la barba lunga. Quindi sono tutti soprannomi che affiancavano il cognome della famiglia perché si trasferivano automaticamente a tutti i componenti della famiglia. Voglio dire, se in una famiglia un personaggio era veramente molto magro, tutti quanti erano chiamati i Mager, anche se avevano un altro cognome. Perché? Perché facevano parte della famiglia della quale c'era questo personaggio emblematico che era magrissimo. Vale anche per i Gras,
vale anche per i barbù. Qualche volta si riferivano questi soprannomi ai luoghi di provenienza, quindi i montagnier, anche se uno solo veniva dalla montagna. Per i Mager, anche se tutti erano sovrappeso, bastava che ce ne fosse stato uno che era emblematicamente magro ed erano tutti i Mager. Qualche volta questi soprannomi si riferiscono ai personaggi di intere comunità, cioè di interi paesi. Probabilmente questo fatto è dettato dalla rivalità, non dico astio, perché astio è effettivamente una parola troppo grossa, però certamente il risentimento che c'era fra un paese e un altro. Qualche volta queste rivalità sfociavano in risse domenicali nelle quali ci si poteva anche ferire seriamente. Mi viene in mente, non so se l'avete mai sentito, Orrocol di Bote. Era effettivamente un roccolo, una postazione di caccia vicino al paese di Cenate, dove i giovani maschi si affrontavano a schiaffoni, e di solito la domenica pomeriggio, non solo a schiaffoni ma anche a pugni e calci. Qualcuno ne è uscito anche particolarmente malconcio, e le ragioni per le quali si affrontavano erano le più disparate. Poteva essere la conquista di una donna, o un torto subito, o qualcosa che non andava dritto sul lavoro. Bene, queste cose si aggiustavano proprio nel roccol di botte, che si chiamava proprio così per le botte che questi si davano. Ovviamente qualche volta questi soprannomi, che si chiamano scolmenie oppure scotum, erano anche bonari, ma il più delle volte rappresentavano proprio il risentimento che c'era da un paese all'altro. Ricordo, per esempio, io ne ho segnato qualcuno, ma se qualcuno di voi ne ha qualcuno in più da segnalare a me, io sono contentissima. Per esempio, mi viene in mente, gli abitanti di Bracca erano detti litiganci. Tutti gli abitanti di Bracca erano conosciuti come litiganci, cioè i litigiosi. Probabilmente questa cosa risaliva al fatto che Bracca, Serina e Sambusita avevano un solo parroco, quindi se lo contendevano e non erano mai d'accordo su a chi spettasse questo parroco, per cui si litigavano. Poi, per esempio, i bar de Cornalba, cioè i montoni, i pecoroni di Cornalba, i sempliciotti. Poi i fasoler di Rigosa, non erano mangiatori di fagioli, erano proprio dei fagioloni, delle persone senza cervello. Oppure i boasù di Cornalba, Cornalta prima, Cornalba adesso, sono due paesi non lontanissimi. I boasù vuol dire coloro che vivono in mezzo allo sterco di mucca, perché lì c'erano gli alpeggi. Oppure i ciodaroi di Serina, perché a Serina si era sviluppata l'arte di lavorare il ferro, quindi c'erano i fabbricanti di chiodi. Oppure i mac de Dossena. I dossenesi erano chiamati matti perché a un certo punto della storia del paese c'è una grande carestia. E Prego. A un certo punto il paese di Dossena è investito da una grande carestia e i dossenesi sono alla fame. Non hanno più grano per sfamare la popolazione. Cosa succede? Arriva finalmente in paese un antiquario, il quale antiquario porta con sé un bel numero di sacchi di grano che sarebbero serviti a sfamare la popolazione per lungo tempo, ma purtroppo vuole cambiarli con i quadri che ci sono nella parrocchiale. I dossenesi dicono di no. I dossenesi si tengono i loro quadri perché i loro quadri rappresentano la loro storia artistica, la loro proprietà morale, e quindi preferiscono morire di fame, ma è ovvio che i paesi vicini gli danno dei matti, no? Chiaramente. Poi Brusaporto, Ita de Brusaport, le mosche cavalline, i tafani, che sono quelle mosche fastidiosissime che pungono e fanno anche molto male, quindi fastidiosissimi gli abitanti di Brusaporto. I tigoc di Bagnatica, anche questo è un po' come i fasoler di Rigosa, si dice da noi portigot,
vuol dire proprio sei uno scioccone, uno che non, senza cervello. Oppure i SOP di Costa di Mezzate, probabilmente c'era un abitante claudicante a tal punto, era talmente segnato a dito perché camminava così male, probabilmente era storpio, era malfatto, che da questo tutti gli abitanti di Costa Mezzate si sono chiamati gli zoppi. Poi gli spolverì di Gorlago, anche questa ha una sua storia abbastanza interessante. Allora, i gorlaghesi erano noti per essere venditori ambulanti di spolverì. Cos'era lo spolverì? Era una polvere di marmo finissima che si ricavava dai resti dell'estrazione del marmo dalle cave di Zandobbio. Quelli di Gorlago raccoglievano questa polvere e la andavano a vendere in misurini di casa in casa, perché le massaie acquistavano questi misurini di polvere di marmo e la utilizzavano per sgrassare le stoviglie e il vasellame. È da notare che questa polvere bianco-grigiastra ha dato il nome anche al soprabito, lo spolverino, però, che viene proprio da questo spolverì di Gorlago. Poi i calesi di Castelli Calepio, cioè quelli che bevono il vino in calici piccoli, perché bisogna bere il vino buono, non bisogna berne tanto, bisogna bere bene. E siccome qui l'industria vinicola era molto sviluppata, i piccoli calici di Castelli Calepio. I gatole di Tagliuno, i gatole sono quei bruchi pelosi devastatori di ogni coltivazione, in questo caso devastatori delle viti. Nel 1700 c'è una grande invasione di questi bruchi pelosi e il raccolto della vite è andato a carte 48. Allora gli abitanti di Tagliuno decidono di fare intervenire la Madonna, la pregano, pare che questa Madonna sia intervenuta giustamente al momento opportuno e abbia liberato il paese da queste benedette o maledette gatole. Sta di fatto che da allora a luglio si celebra a Tagliuno la festa della Madonna di Gatole, che è la Madonna dei Bruchi. Poi i sanguani di Cologno, per esempio. Io ve ne dico alcuni, ma guardate che ogni paese ha il suo ed è sempre motivato, è sempre quasi sempre giustamente motivato. Allora, dicevamo i sanguani di Cologno. Perché Cologno è un paese dove ci sono le fosse e queste fosse di acqua sorgiva sono abitate da pesciolini che nella stagione degli amori, fregando la pelle, la loro pelle sul fondo dei ciottoli, arrossano e quindi diventano sanguigni, per cui i sanguini, coloro che mangiano i pesciolini sanguigni delle rogge di Cologno, ma vuole anche dire i litigiosi di Cologno, cioè quelli che sanguigni a cui salta immediatamente la mosca al naso. Oppure uno molto carino, secondo me, è i Mosacui di Sedrina, scusatemi. Sedrina è considerata un paese della bassa Valle Brembana dove non batte mai il sole, è un paese che sta in ombra per circa 10 mesi l'anno. Quindi i paesi vicini, gli abitanti dei paesi vicini dicono che quando c'è un raggio di sole a Sedrina, i sedrinesi si calano i pantaloni, le mutande ed espongono il deretano ai raggi del sole per riscaldarsi un po'. Qualcuno li chiama anche Cui Bagnac di Sedrina, appunto perché è sempre talmente in ombra che l'umidità regna sovrana. E poi, per esempio, abbiamo il Gioppi de Sanga, Zanica, che ha dato i natali al personaggio più amato di Bergamo, personaggio del teatro popolare di figura, che è il nostro Gioppino, del quale parleremo diffusamente più avanti. Quindi questi sono un po' i soprannomi. Se qualcuno di voi ne conosce degli altri e ha voglia di dirli, io sono qui che ascolto. C'è qualcuno che ne sa qualcuno? I Pulenti dell'Ore. I Pulenti, bravissimo, perché? Perché a un certo, lo sai perché? Sì. Penso dalla storia del condottiero Gaioncelli che aveva importato il chicco di grano. Perfetto. Quindi si dice che sia stata creata la polenta tra Lovere e Costa Volpino. Perfetto, benissimo, benissimo. Polenti dell'Ue. Poi? Qualcun altro?
I Per i Purselide ne abbiamo diversi Careas. di nomi. Chiedo scusa, non ho sentito. I Purselide Careas. Ah, ecco, perché? Perché i porcellini di Caravaggio? Non riesco a sentire. Può ripetere la signora che ha parlato dei Porcellide Careas? Non ho sentito. Allora, come si fa a parlare? La leggenda la conosco. Sì. Non la sento. Non riesco a collegarmi. Come si fa? Non riesco. Adesso la sento, per esempio. Mi sente? Faccio Sì. fatica a collegarmi stasera, non so. Comunque i Purselide Careas non leggenda, ma so che c'è questo suo nome senza saperne la leggenda. Sarebbe carino cercare di capire cosa è successo e perché si chiamano così. Qualcun altro? Noi di Sciarina abbiamo diversi nomi. Perché Sì. lei ha detto i Ciodoroi, e Sì. ci chiamavano così quelli di Dossena, perché avendo le miniere mandavano qua il ferro con la funivia. Mentre invece ad esempio quelli di Bagnella, a noi di Sciarina ci chiamavano i Piuline, perché quando loro venivano dalla strada vecchia per fare le compere in paese, lasciavano gli zoccoli un po' malconci sul ciglio della strada e mettevano delle scarpe più belle, insomma. E quindi quelli di Sciarina che abitavano più o meno sul confine andavano a nascondergli la pollina, insomma, in dispei, e quindi dopo quando tornavano li trovavano una sorpresa, insomma. Bellissima, bellissima. Poi c'è i Gaz dell'Evre, che è un'altra contrada qui vicino, un'altra... E insomma si chiamavano... Sì, così perché si diceva che loro mangiassero i gatti al posto dei conigli. Certo. Mentre quelli di Cornalba, i chiamano anche Jasen. Anche Jasen, giusto. Quello però non ho mai saputo il motivo. Non lo so neanche io, l'ho sentito, ma non lo so neanche io. Ad Oscena invece i chiamano i Mach, ma anche i Thor, perché la leggenda dice che un giorno hanno preso il toro praticamente per togliere l'erba che c'era sul campanile e l'hanno tirato su per il collo, però poi la copata tira il su. Certo. E quindi si dà quel nome. E anche, li chiamano anche i Bachok, perché c'è sempre un'altra leggenda che dice che un giorno un mercante consigliò ai dossenesi che per far suonare meglio le campane dovevano bollire i battacchi nel latte, e dopo tutti gli sforzi che loro compirono, insomma, per fare questa operazione, scoprirono che non era cambiato niente e quindi tutti li scherzavano per questa cosa, insomma. Che bello, che belle queste cose. Ci sono anche a Oltre il Colle, si chiamano i Chisei, perché loro venivano anche qua a Sciarina a messa, e quindi dalla strada vecchia, dal sentierino, portavano dietro il Chisei, insomma, delle maia quando che riaso. Lo sai cos'è il Chisel? Sì, sono quei pezzi di polenta con dentro il formaggio che si facevano cuocere sopra proprio la fiamma. Bellissimo, mentre grazie. Poi ci sono... posso andare avanti? Certo, certo. I Gotardei de Valpiana, però quello non ho mai saputo il nome e sinceramente non so anche cosa voglia dire Gotardei, e non ho mai saputo. Neanche io l'ho mai sentito. Mentre ci sono i Boas de Sambra Bassa, perché anche lì c'erano molti allevatori di mucche. E invece a Zambla Alta i Balok, che sono come dei regali, però anche quello non c'è una spiegazione precisa. Sarebbe carino cercare di capire perché sì. si chiamano così, Sì. Sì, è vero. Che belle cose che ci ha raccontato, magnifico, magnifico. C'è qualcos'altro? Volevo dire anche che qua da noi sono diffusi gli scottoi, ma anche per le varie famiglie, come dicevi. Ad esempio, la mia famiglia, che viene dai Tiraboschi, si chiamavano i Cantur, perché c'era il mio trisnonno, insomma, che era un cantante tenore. E mentre lui invece veniva da un'altra famiglia, sempre Tiraboschi, discendente dal Tiraboschi Bombello, che è abbastanza famoso. Certo.
e si chiamavano i Fadì, però neanche di quelli non ho mai saputo il significato perché è abbastanza antica come famiglia. Mentre poi c'erano altre famiglie come gli Ambrosio, gli Organesti e tante altre comunque. Certo, ma io ricordo per esempio, ma non c'entra, tu ci stai dicendo delle cose anche molto preziose. A me viene in mente che un amico di mio padre, poveretto, aveva avuto un incidente sul lavoro, aveva perso un braccio, per cui lo chiamavano il senza bras. I suoi numerosi figli e sua moglie erano tutti chiamati i senza bras, anche se poi le braccia ce le avevano tutti, esattamente come una persona che ho conosciuto, che abitava più o meno dove abitavo io da ragazza, che aveva un arto di legno ed era detta la gamba de legno, e tutti i suoi familiari erano detti i gamba de legno, ma anche se le loro gambe ce le avevano tutte buonissime, quindi esatto. È vera sta cosa. Infatti anche gli Organeste sono una famiglia qua di Lepreno, loro hanno sempre avuto insomma gli allevamenti di vacche, non tante, però non li ho mai viste suonare l'organo, né loro né i loro padri, né dentro negli anni non si è mai saputo da dove derivasse, però evidentemente c'è stato qualcuno che suonava l'organo nella loro famiglia. Certamente, certamente. Che bello, che piacere sentire queste cose. Se c'è qualcun altro, se ne hai ancora tu, benissimo. Allora, Clusone, i Baradei de Clusù. I Baradei de Clusù, perché Piazza Baradello era nei 3 strati, 3 livelli del paese, e la parte centrale dove si riunivano, Baradei de Clusù. Limitrofo, il paese a 2 chilometri, Rovetta, i Gai de Rueta, perché antagonismo tra i due. Certo. Credevano di essere più importanti. Certo. Ecco, e poi poco lontano i Luf de Castou, perché quando appunto andavano a Morose prendevano a sassate i ragazzi dei paesi limitrofi. Quindi... È Roccol di Botte. E poi un altro invece di onore, i Martor de Unur, però Martor poveretti, ecco. E si diceva che siccome la festa di onore è l'Assunta, la chiesa dedicata all'Assunta, e allora si diceva chi martore che o il de dell'Assunta, gli va in fonte alla cassa, cioè tolgono le cose più belle del loro corredo. Certo. In onore alla naftalina. Sì. Benissimo. Chiudo velocemente. Come famiglia, invece, noi come Rota, siccome proveniamo, noi adesso siamo in Valle Seriana, però proveniamo dalla Valle Imagna, i nonni, la nostra famiglia, come Scuto e Ma, i Aldemagni. Ah certo, perché vengono. Veniamo dalla Valle Imagna. Certo, bellissime, queste cose sono veramente, sarebbero da scrivere tutte e farne una raccolta che rimanga, perché sono veramente delle cose meravigliose. Se c'è qualcun altro io ascolto volentieri. Fate voi stasera la lezione, bravissimi. Io mi chiamo Bottani, no? Però quando da piccolo andavo in Valcavallina a Endine, tutti mi chiamavano Baghi, perché la famiglia di mio papà o chissà era Baghi, però io non ho mai saputo cosa volesse dire. C'era un'altra famiglia, sempre con lo stesso cognome, ed erano i Bursi. Quindi io andavo lì, mi riconoscevano come, tu sei Baghi, uno dei Baghi, però non so cosa vuol dire. Potrebbe essere interessante chiedere a qualcuno perché si chiamavano così. Mi sembra quelle parole che si sono tramandate nei secoli e senza più sapere il perché. Mio padre diceva perché i nonni erano piccolini, erano proprio bassi, però non mi sembra, cioè ho fatto delle ricerche così io, ma non mi dice niente. E quindi io torno lì e sono sempre Baghi. Baghi, certo. Anche adesso Bottani non esiste, sono Baghi. Certo. Pazzesco. Se c'è qualcun altro, io ascolto davvero volentieri. Mi piacciono queste cose da matti. Io, non è la gente di un paese, ma a Vil Minore c'era il Ciaculì, io non credo di averlo sentito parlare 4 volte, quindi forse si trascinava il nome di qualcun altro, oppure l'ha messo come presa in giro. Ecco, o forse proprio il contrario, proprio per dire il contrario. Può darsi, povero.
Bene, signori, se non c'è nessun altro, andiamo avanti e parliamo di pronomi. Ciao. Ciao. Ci sono il mio bisnonno che faceva di cognome Pessoneni, che li chiamavano i Belti. Ah, dai. E perché? Non lo so. Non si sa. Magari Carlo Personeni lo sa, perché può essere. perché lui è Personeni. E invece la famiglia della mia bisnonna, i Mazzoleni, venivano chiamati i Cucchine. Ah, dai. Ma non sappiamo perché. Non si sa perché. Sarebbe interessante capire perché ci sono questi appellativi, questi soprannomi. È veramente interessante. Grazie comunque, perché ne ho avute stasera finché ero stufa. Veramente mi ha fatto tantissimo piacere sentire come ci si chiama nei paesi, perché vabbè, quelli più noti si sanno, ma questi qua, che soprattutto appartengono anche alle famiglie, non soltanto ai paesi, effettivamente fa molto piacere riconoscerli. Bene, partiamo dai pronomi. Allora, non c'è niente di scritto, quindi se ve li dimenticate non vi preoccupate, io li dico soltanto perché se li trovate scritti magari li riconoscete. Partiamo dai pronomi personali. Io è me, con la vocale stretta, quindi il suono acuto, me. Tu è te. Lui, c'è qualcuno che lo sa? Qualcuno sa come si dice lui? Le. Il Madi. Lui. E lei? Le. Bravissima. Le. E noi? Noter. Bravissima. Noter o notre, se siamo donne. Voi? Oter. Oppure voter. Voter. Perché? Perché qui c'è, ma soprattutto per una questione di fonetica. Allora, quando la parola precedente finisce con una vocale, si mette oter. Se finisce con una consonante, si mette voter. Vi faccio un esempio. Venite anche voi, egni a oter, c'è la A, quindi oter. Ma se io dico anche noter con voter, devo mettere la V. E infatti con finisce per consonante e ricomincia con consonante. Non è difficile, lo dico così, soltanto perché è un'informazione. Ma non vi preoccupate se dimenticate queste cose, non siamo a scuola, grazie a Dio. Essi, vediamo un po', chi sa dirmi essi? Lur. E esse? Sei ascete? Lure. Bravissimo, ottimo, ci siamo. Adesso, aggettivi e pronomi possessivi. Una roba mia, o mio, è o il me o la me. Tuo o tua, qualcuno me lo dice? No. O il to o la to, benissimo. Suo di lui. So. Sì, ma di lui? So de lui. Bravissimo. Suo di lei? So de lei, perfetto. Nostro o nostra? Noter. No, nostra. Dort o no? Nost, oppure nosta. Oppure se sono tante cose, nosc. Se sono tante cose femminili, noste. Vostro? Vost, oppure se sono cose femminili, voste, vosta, vosc, se sono tante cose maschili. Loro, che appartiene a loro, che appartengono a loro. Bravo, so delur, bravissimo. È sempre so, ma dobbiamo aggiungere delur, perché sennò sarebbe singolare, no? So delur, so dele. Ma se aggiungiamo delur, vuol dire che è loro, appartiene a loro.
Basta, non importa se non li ricordate, l'importante è quando li vedete scritti, vedrete che vi vengono in mente. Aggettivi e pronomi cardinali, quindi la conta, du, qualcuno va davanti. 3, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Eccetera, des, dudes, eccetera. Benissimo. Des, tredes. Adesso qui c'è una particolarità. Gli ordinali, quelli lì erano i cardinali, ma adesso gli ordinali. Prim, avanti. Secondo, terzo, quart, quinte, quel di ses. Bravo. Bravo. Quel di se, quel di ot, quel di neuf. Bravissimo. O il sest lo accettiamo. Dal settimo in avanti non abbiamo più l'aggettivo pronome ordinale, ma ci mettiamo quel di set, quel di ot, quel di neuf, quel di des, eccetera, eccetera, fino a 1 miliardo. Benissimo. Dimostrativi. La maschile, volevo domandare, con l'articolo I di numero ordinari, è il maschile o è il femminile? Maschile. Ah, grazie. È sempre maschile. I è sempre maschile. Però, se tu mi dici, hai ragione, il plurale, per esempio, iscete, noi diciamo, mi veniva in mente che i bresciani dicono l'escete, ma no, a Bergamo non è vero che è sempre maschile. Va bene per maschile e femminile. Iscete, ioche, i ca, i mame, i none. Hai ragione, I è maschile e femminile, scusami tanto, sbagliavo io. Mi veniva in mente il bresciano, dicevo l'escete, no? In bergamasco l'escete è mia, iscete. Quindi ma allora, per esempio, per diciamo, la decima vacca, la aco che lo di des. In quel caso che l'articolo è il femminile o maschile? La H è femminile, che è il dimostrativo, che è la di des. Di è una preposizione, non è più un articolo, non è d apostrofo i, è di, vuol dire della, delle, dello. Ah, capito, grazie. Allora, vediamo un po'. Facciamo un'altra frase, un altro esempio. Che è il di o il più piccinile era che è il di 14. Di 14 è sempre uguale, di 14, di des, di set, di ot, che sia maschile o che sia femminile. Ah, capito, grazie. Prego. E scusami per prima che ho fatto proprio una topica, pensavo a l'escete bresciano e invece no. Ah, poi no, scusami tanto. Allora, abbiamo già cominciato con i dimostrativi, testo, poi testa al femminile, questi, kesce, poi vediamo quello, kel, perfetto, quella, chela, perfetto. Quelle? Chele. E quelli? Kei. Bravissimo. Noi non abbiamo il codesto. Il codesto è praticamente soltanto toscano, però in bergamasco, che qualche volta col toscano qualcosa da spartire ce l'ha, si dice le, che vuol dire che è una cosa lontana da chi sta parlando, ma vicina a chi sta ascoltando. È proprio il codesto toscano. Le, chi le. Vuol dire quello lì, quella lì, non quella là. Quella lì vuol dire vicina a chi sta ascoltando. È proprio il codesto che noi non abbiamo, ma che abbiamo trasformato così. Bene, siamo a posto? Qualcuno ha voglia di fare qualche frase? Per esempio con... con i dimostrativi, quello che volete voi, quello, questo, quella.
El piacic e le berlè. Bravissima, bravissima. Quel piacic e le berlè. Poi? Me conoscono filastrocco. Dai. Pin Pauli, Hotolpe del Tauli, Pa Fred, Anduino Kileket, Lekeke o Lekella, Kesto Kele la Hoka. Bellissima, bellissima. Ecco quanti ne hai snocciolati. Questo che là, la soca, perfetto, bellissimo. Avanti. Qualcun altro, sempre con i dimostrativi. La sastacca e la sceta. Oppure con questo, questa, queste. Che il chat è veramente simpatico. Oh, che Lela è veramente simpatico. Bravissima, ottimo. Proviamo quando con cioè che il chat le, sì. Ma io ho già l'aggettivo. Allora, è un rafforzativo sì. in le, mi forza. Sì, Okay. se... È obbligatorio. Allora, se metto, io devo sempre mettere o le o la. Che check là vuol dire lontano sia da me che da chi ascolta, che là. Se invece voglio indicare un ragazzo che è vicino a chi ascolta e lontano da me, devo dire che c'è lì. Va bene? Poi facciamo un... Prego? Sì, che la Lela è la mia macchina, che la Lela è la mia macchina, è giusto? Certo, che la Lela è la mia macchina, sì. Cioè quella lì dove sei, che è vicina a te, è la mia macchina. Se fosse lontana da me e da te, direi che là è la mia macchina. Va bene? Qualcun altro? Facciamo i possessivi. Sorella. Non ho capito. Che la mia sorella. Perfetto, è lontana da me, è lontana da te, te la faccio vedere che la Fontal è la mia sorella. Perfetto. Proviamo con i possessivi, dai. O il me, o il to, o il so, o il nost. Allora, a me ho sentito diciamo, UPRB, che dice chi uso de peu, la con le so. Chi uso de peu, la con le so. Allora, chi grida di più, chi usa de più, la H le so. Certo. Però me l'ho sentito mio in Bergamac, ma in Camus, e lui diceva chi uso peu, la con le ho. Sì, è un po' diverso da noi. Noi diciamo chi usa de più, la H le so. Perfetto, va bene. Pronome dimostrativo, qualcun altro, possessivo, qualcun altro. O il mescialle a scuola. O il mescialle a scuola, benissimo. Mio figlio è a scuola, benissimo. Qualcun altro? Signor Gilberto, che non lo sento mai. Ha voglia? Non lo sento. Qualcun altro con un possessivo? L'elmeca. Che l'elmeca, perfetto. Così ci sono tutti e due, dimostrativo e possessivo. Bene, avete la vostra poesia? Andiamo a prendere la nostra poesia? Voilà. La quiz più del no? L'avete ricevuta, no? E avete notato che non c'è la traduzione? Sì. Perché la traduciamo noi. Esatto. Va bene? Comincio io e ve la leggo. Allora, prima però partiamo dal fatto che ritorniamo ai nostri due personaggi, Oltone e la Rosa, che abbiamo conosciuto la volta scorsa che si erano fidanzati. Questa volta li ritroviamo sposati e la sposina si rende conto di aspettare un bambino.
si pone il problema di quale nome mettere a questo bambino o bambina che sarà. Noi abbiamo già visto l'altra volta che la Rosa ha un caratterino non proprio facilissimo, soprattutto è una donna intraprendente, è una donna consapevole e quindi decide che il nome del suo bambino dovrà essere assolutamente bello. Dove va a prenderlo? Non certo nei vecchi nomi di famiglia, anzi, i vecchi nomi di famiglia li cancella proprio. Lo prende questo nome dalle opere liriche, per esempio, o dalla storia, e noi vedremo che nella storia farà un po' di confusione la povera Rosa. Però la cosa importante è che il nome del suo primo bambino o della sua prima bambina deve essere un nome importante, che faccia capire che lei ha fatto una scelta decisamente diversa rispetto a tutti i nomi che ci sono in giro. Quindi decide col Tone di affrontare la questione del nome, cioè la questione del nome. Allora, sente zoa preuve o Tone e stamaten pulito, desmed despudantera, me via la pipa e sito, tel se che non si scherza, o il fem al mero ersa. Traduco, siediti accanto, Tone, e stammi attento bene. Pulito è di solito un aggettivo, in questo caso usato come avverbio. Stammi attento come? Bene. Smetti di sputare per terra, perché il nostro Tone è uno che fuma la pipa, quindi sputa per terra. Metti via la pipa e stai zitto. Sai che non si scherza, il fumo mi dà la nausea, è incinta, poverina, è ovvio che ha la nausea. O il Santo Padre Eterno, in de sua gran sapienza, stöf de senso i nostri pater, al se faccia in poco scienza, e la fissat in fi de damin angeli. Allora, lei dice, il Santo Padre Eterno, nella sua grande sapienza, stanco di sentire le nostre preghiere, i nostri pater, si è messo una mano sulla coscienza, si è fatto un po' di coscienza e ha fissato di donarci un angioletto. Adesso parla il Tone che voi avete in inchiostro rosso e stampato. E il Tone risponde, la sua sapienza eterna me la rispette tant, a forza predicamel al so che sono ignorante, ma anche la fare lì, gentre rompo a me. Quindi risponde il Tone, io rispetto la sapienza eterna del Santo Padre Eterno, a forza di sentirmelo dire so che sono ignorante, ma in quell'affare lì, cioè nel fatto che tu sei rimasta incinta, c'entro un po' anch'io, no? E la Rosa riprende, parla pulito, parla bene, eretec, tel se non casca foglia ensema ergodoter, senza che Dio non voglia. Risposta del Tone, malgane godde disse il burla sol camì. Allora, parla bene, eretico, dice la Rosa. Tu lo sai, non casca foglia e non casca neanche qualcos'altro senza che Dio non voglia. E il Tone risponde, vabbè, ma non avrà niente da dire se cade il camino. Riprende la Rosa, fa sito e meno ciacole, pensa che le trimis, che sirche, ulte e pirle i sanci del paradis, per catafera un nom in po' de galantom, de daga che il bambì che nascerà a momento. Allora, zitto Tone e meno chiacchiere. Pensa che sono 3 mesi che cerco volto e rivolto i santi del paradiso per scegliere catafera, dal latino captare, con olfera diventa scegliere un nome un po' da galantuomo da dare a quel bambino che nascerà a momenti. Risponde il Tone. E il profe necessario fa sotace spaenc, chamel come mio padre o per come tua madre. Ecco la proposta del Tone. Dice, ma è proprio necessario fare tutto questo baccano. Chiamalo come mio padre oppure come tua madre. E la Rosa immediatamente si scandalizza e dice, et poche il chame Piero, cati se l'è nasceta, te mai capinne gota de moda ed etichetta. E il Tone risponde, me chame Tone a me, bel gener che te sei. Allora la Rosa domanda, ma vuoi che lo chiami Piero? Vuoi che lo chiami Cati, che è il diminutivo di Caterina? Sei una bambina? Non hai mai capito niente di moda e di eleganza. La tichetta in bergamasco è l'eleganza.
Ma mi chiamo Tone anch'io? Bel genere che sei. Pensa, dice la Rosa, se lei nasceta, metega in nom Gioconda, Carmen, Mimosa, Franca o Tosca se l'è bionda, Fedora o per Mimì, Iris, Lulù, Vallì. Allora, la Rosa va a trovare tutti i nomi possibili nella lirica e dice: se è una bambina la chiameremo Gioconda, nella musica la chiameremo Gioconda, oppure Carmen, oppure Mimosa o Franca o Tosca se è una bambina bionda, oppure Fedora, tutti i nomi di opere liriche, oppure Mimì, Iris, Lulù, Vallì. Non ditemi chi sono perché io non so niente di lirica. Lola, Santussa, Bruna, credo che questa venga dalla cavalleria rusticana, Lola e Santussa. Mi piace anche l'Odoletta, mi piace l'Odoletta, che è un'altra opera di Mascagni. Töch nom de metti in musica, dice Toni, o per de fa marchetta. E Aida, Dolce Stella, Morirsi pura e bella, tutti nomi, dice il Tone, da mettere in musica oppure da farci una marchetta. Cosa voleva dire fare una marchetta? Beh, veniva da un modo di dire abbastanza scurrile, che era l'obolo che gli uomini davano nelle case di tolleranza alla maîtresse, era la marchetta, per cui poi potevano scegliere la ragazza con la quale stare. Ma poi nel gergo è passato a individuare quei lavori di poco conto, anche mal pagati, insomma quelle cose qualunque, no? Dozzinali. Ecco, dice, allora sono tutti nomi da mettere in musica oppure valgono una marchetta, cioè non valgono niente. Ma come, dice lei, Aida, Dolce Stella, Morirsi pura e bella, sarà importante, no? Perché non scioppe söbet, dice il Tone, perché non scoppi subito? Lasciami parlare, Desmet. Alba, riprende la Rosa, Trieste, Pola e il Tone. Te me pare tol diret, ciamela calcinato, Ore, Treviol, Brembati. Allora, perché non scoppi subito? Lasciami parlare, dice la Rosa, smettila. Alba, Trieste, Pola, mi pare il diretto, dice il Tone, chiamala Calcinate, Orio, Treviolo, Brembate, che sono tutti paesi in provincia di Bergamo. Tone, e se per caso il fosse un uomo, sì, riprende la Rosa, se fosse un maschietto, beh, risponde il Tone, mettega un uomo che almeno al sesso da qui, un uomo in po' alla mano, un uomo de cristiano. Quindi mettigli un nome che almeno sia sul calendario, un nome da cristiano, un nome alla mano che io riesca subito a chiamarlo. Lasciami guardare la nota, dice la Rosa. Ubaldo al Saresbel, Alfredo, Ernani involami sempre dalla lirica le miga Brognachel, Luciano, Valeriano e il miga bel Colano. E qui c'è una cosa abbastanza carina. Allora lei dice, lasciami guardare la nota. Ubaldo sarebbe bello, anche Alfredo, anche Ernani in vola, mi aggiunge lei. Non è brutto neanche Ernani. Luciano, Valeriano, non è bello con l'ano? Lei intende dire con la finale in ano, ma in realtà si legge, non è bello avere un figlio con l'ano? Beh, tutti dovrebbero avercelo. Otello e poi Petronio. Ma il Tone non capisce e dice, petrolio, ma gagna più, ma gagna tutta luce. Ma bestia, dice la Rosa, secondo te, l'era il barber de Roma, il fior d'un uomo, insomma. Quindi Otello e anche Petronio. Ma il Tone non capisce e dice, ma come? Petrolio? Ma non ce n'è più di petrolio, oramai c'è tutta l'elettricità. Ma bestia, cosa dici? Era un barbiere di Roma, un fior d'uomo, insomma. Al conosci è Leonida? Chiede sempre la Rosa. E qui entriamo nella storia alla sua maniera. Ma chi è il po' Sacrameschi? Quindi il Tone non sa chi sia Leonida, ma pare che non lo sappia neanche la Rosa, perché risponde Lechel che coi tremofili, quindi non le Termopili, ma i tremofili, l'Aras Radeschi, cioè ha segato il maresciallo Radeschi, facendo una confusione incredibile perché mentre per le Termopili si parla del 450 a.C., per Radeschi si parla dell'inizio della fine 700, inizio 800. Ma fa niente, la Rosa le cose le sa così. Allora, il Tone, che ne sa meno della Rosa, risponde, ah, oest al Farras Got,
Cribio che 48. Ho visto, faceva il taglialegna. Pensa un po', povero Radetzky, com'è finito. Cribio che 48. Lass en kwijt, te preghi. Fa se per te to stude. Mette un uomo che a digel, metto po' mio fa stude, perché se me in men, ciacule, e se de no, si fule. Allora, lasciami tranquillo, ti prego, fai per te, fai da te sola i tuoi studi, mettili un nome che io non mi trovi in imbarazzo a pronunciare, perché se mi viene in mente parlerò, ma se no sarò costretto a zufolare. Bene, questa è la nostra poesia. Qualcuno ha voglia di cimentarsi a leggerne un pezzettino e a tradurla? O volete aspettare la prossima volta? Chi ha voglia di provarci? Sempre io. Dai, brava. La questione del nome. Sente sì. Brava. Sente otone. E stamatem pulito. Desmedde spudantera. Me via la pipa e sito. Tel se che noi scherza. Che non si scherza. O il film al mero ersa. Bravissima. Traduciamo. Allora, siediti qui vicino a me, Tone, e stai ben attento. Smettila di sputare in terra e metti via la pipa e stai zitto. Lo sai, che non si scherza. E non si scherza, che il fumo mero ersa, cioè mi dà fastidio. Mi fa giusto? venire la nausea, proprio così. Ah, mi fa venire la nausea. O il Santo Padre Eterno, in de so gran sapienza, stöf del senso in nostro pater, al se faci un po' de coscienza e la fissati in fi de dam un angeli. Bravissima, traduciamo. Il Santo Padre, il Padre Eterno, nella sua grande sapienza, cioè grandezza, stanco di sentire le nostre preghiere, i nostri Padri nostri, si è fatto un po' di coscienza e alla fine ha deciso di darmi un angelo. Di darci un angioletto. Bravissima, grazie, perfetto. Vorrei un uomo che fa il tone. Chi è che fa il tone? Dalla Russia si può fare il tone? Puedo, grazie. Saluto. La sua sapienza eterna me la rispetat a forso de predicamol, anzi, al so che sono ignorante, mande che la fare lei, gantrarò un po' a me. Traduciamo. Allora, io la rispetto molto la sua sapienza eterna e a forza di predicarmelo, io lo so che sono ignorante, ma in quell'affare ci entrerò anch'io. Ci entrerò un po' anch'io, perfetto. La Rosa, avanti. Marisa, va bene? Sì. Parla pulito, eretec. Tel se non casca foglia e insema ergo doter senza che Dio non voglia. Traduciamo. Parla bene, eretico. Eretico voleva dire uno che non aveva fede, giusto? Sì, no, ma dice uno che dice un'eresia. Un'eresia proprio. Okay. Lo sai che non casca foglia e insieme anche qualcos'altro senza che Dio non voglia. Perfetto, avanti il tone. Sempre dalla Russia il tone? Allora, malgane godde di se il burlo solcami, ma non ha niente da dire se
se cade il camino. Avanti la Rosa. Fa sito e meno ciacole. Pensa che le trimische cirche, ulte e pirle, i sanci del paradis per catafò un om, in po' de galantom, de daga che il bambì che il nascerà a momento. Traduciamo. Stai zitto e meno chiacchiere. Pensa che sono 3 mesi che cerco volto e rivolto i santi del paradiso per cercare un nome un po' da galantuomo da dare a questo bambino che nascerà a momenti. Perfetto. Avanti Tony. È proprio necessario fare tace spaenci. Chamol come me padre o per come tua madre. Va bene. Traduciamo. Ah sì, allora è proprio necessario fare tanto baccano. Sì, tanto baccano. Chiamalo come mio padre oppure come tua madre. Rosa. E poi che il ciame Piero, che ti se le nasceta, te mai capin negota de moda e di etichetta. Risponde il Tone. Risponde il Tone. Me ciame Tone a me. Bel genere che te sei. Ferma. Traduciamo. Ok. Vuoi poi che lo chiami Piero, Cati se è una bambina, non hai mai capito niente di moda e di etichetta. Mi chiamo Tony anch'io. Bel genere che sei. Dai, pensa che se lei nasceta metega in non Gioconda, Carmen, Mimosa, Franca o Tosca, se le bionda Fedora oppure Mimì, Iris, Lulù, Valì, Lola, Santussa, Bruna. A me piace l'Odoleta. Traduciamo. Pensa che se è una bambina mettergli il nome Gioconda, Carmen, Mimosa, Franca o Tosca e se è bionda Fedora oppure Mimì, Iris, Lulù, Valì, Lola, Santussa, Bruna. Mi piace anche l'Odoleta. Risponde il Tone. Tu i nomi da mettere in musica oppure da fare marchetta. Tutti i nomi da mettere in musica o se no da fare una marchetta. Una marchetta. E hai da dolce stella, morirsi pure è bella? Tone? Perché non sto per Schöbet? Rosa? Lasciami parlare di Smet, Alba, Trieste, Pola. Tone? Ton pare tol diret, ciamelo calcinat, Öre, Treviol, Brembat. Bravi, traduciamo. Tutti i nomi, dice. Tutti i nomi, lasciami parlare e smettila. E poi dice Alba, Trieste e Pola. Mi pare il diretto, chiamala Calcinate, Orio, Treviolo e Brembate. Avanti Rosa. Tone, e se per caso fosse un maschietto? Allora metto il nome che al manca al ses scelta qui, un nome un po' alla ma, un nome di Cristian. Traduciamo? Metti un nome? Mettigli un nome che almeno sia presente sul calendario, un nome un po', diciamo, più... La mano, facile. Sì. Un nome da cristiano. Guardiamo la nota. Lasciami guardare la nota. Ubaldo sarai bel, Alfredo Ernani, involami. Le miga Brogna Kel, Luciano Valeriano, El Migabel, Colano, Otello e poi Petronio. Dai, traduciamo. Lasciami guardare la lista. Traduco? Sì. No. Lasciami guardare la lista, la nota. Ubaldo sarebbe bello, Alfredo Ernani involami. Non è brutto neanche quello. Luciano Valeriano. Non è bello, Colano, Otello e anche Petronio. Risponde il Tone. Petrolio, Ergegna peu.
ormai getötet Luce. Avanti, Rosa. Ma bestia, se könnte se. L'era barber de Roma, un fior d'uomo, insomma. Torniamo indietro, traduciamo. Petrolio? Petrolio non c'è neanche più, ormai c'è tutta luce. Ma bestia, cosa racconti? Era un barbiere di Roma, un fiore d'uomo, insomma. Al conoscet Leonida? Conosciet Leonida? Al conosciet Leonida? Risponde il Tone. Ma chi è il tipo Sacrameschi? Risponde la Rosa. Le che coi tremofoli alla rasgata Radeschi. O est, al faul rasgot, cribio che 48. Finiamo. Lassem quieta preghe, facede per teito stöde, metego in om che adigel, metröe pome, metröe pastöde, perché se mai met, ciacule, o se denol si fule. Perfetto, traduciamo. Ho visto... Lo conoscevi Leonida? Ma poi chi è? Chi è poi Sacramento? Rosa? È quello che coi tremofili ha segato proprio. Segato, tagliato Radeschi. Ho visto, faceva il taglialegna, cribio che 48. Lasciami. Lasciami tranquillo, ti prego. Fa da te, fa da sola i tuoi studi, dagli un nome che a pronunciarlo. Io non trovi almeno in imbarazzo, sì, in imbarazzo, che non mi sia almeno fastidioso, perché se mi viene in mente lo pronuncio. Lo dico. O se no lo fischio, sì. Perfetto, bravissimi, anche senza traduzione, veramente bravi. Allora, vorrei sentire la prossima volta anche qualcun altro, quindi vi lascio, la prossima volta ripartiamo da questa poesia, ma io a metà della settimana vi faccio avere la prossima. Benissimo. Va bene? Perfetto. Signori, credo che siamo arrivati alla fine, perché non so che ore sono. 7:40? Sì. Benissimo, quindi mi ha fatto molto piacere stare con voi. E grazie di tutti, grazie per la vostra presenza. Vi aspetto lunedì prossimo con una poesia nuova che vi faccio avere a metà settimana e voglio sentirvi con questa. Più persone, non solo i soliti 2. Dai. Va bene? Okay. Va bene. Ciao a tutti. Buonasera, bye. Un promemoria tecnico, ecco, prima di lasciarci, il link per il collegamento per lunedì prossimo è sempre lo stesso. Quindi ci vediamo lunedì prossimo dalle 18:30 alle 19:30. Cercheremo di non sforare. Grazie all'insegnante. Un saluto da parte di Carlo Personeni, che adesso lo vedo in collegamento come presidente dell'Ente Bergamaschi nel Mondo. Grazie alla nostra classe virtuale e a lunedì prossimo. Buonasera. Arrivederci, Buona serata. Grazie, arrivederci. Ciao.